Buonasera e bentornati all'appuntamento settimanale con Secondo Noi, uno spazio dedicato all'attività consigliare del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Appunto, questa settimana parliamo del tema della casa, lo facciamo con il consigliere regionale del PD, Vittorino Boem. Buonasera. Buonasera. Che è anche presidente della quarta commissione che si occupa, tra le altre cose, appunto del tema dell'edilizia. Allora, Boem, il tema della casa, del mattone in Friuli Venezia Giulia e in particolare anche in Friuli proprio, è un tema molto sentito. Questo la Regione lo sa, lo ha ben capito e per questo si è concentrata molto e ha legiferato di conseguenza. Ci troviamo in una situazione di crisi che va avanti da anni. Come ha reagito la Regione? Sì, lo sappiamo, il tema casa è un tema centrale nella nostra regione, in Friuli sicuramente. Non lo è solo dal punto di vista ideale, no? La casa come bene proprio, come luogo dove si vive, ma attorno all'edilizia è vissuta molto spesso nella nostra regione, no? Si diceva e si dice, se si lavora nell'edilizia tutto parte l'artigiano collegato, parte chi fa il legno, parte chi fa l'idraulico, ma parte chi vende elettrodomestici, eccetera, eccetera. Quindi è centrale per la nostra regione. Ci troviamo in una situazione però dove la crisi economica, il fatto che abbiamo costruito tantissimo, ci porta in una condizione di scoprire che abbiamo un patrimonio edificato e spesso inutilizzato molto ampio. Quindi un nuovo scenario di fronte al quale come ci si comporta? Ecco, abbiamo cercato in tutte le norme che abbiamo fatto di favorire il recupero del patrimonio con una legge ad hoc che è del 2014, una legge sul recupero del patrimonio edilizio inutilizzato. Tanto per dire, sono stati investiti fino al 2016 oltre 22 milioni di euro, nel 2017 ce ne sono circa altri 8, quindi arriviamo quasi a 30 milioni di euro in questi pochi anni, che hanno permesso di realizzare, di sistemare, di mettere a posto circa 800 unità abitative. Allora, senza occupare nuovo territorio, riutilizziamo ciò che abbiamo, soprattutto i nostri centri storici, lo vediamo dappertutto, abbiamo centri storici abbandonati, inutilizzati, sui quali è complicato intervenire perché costa di più che fare il nuovo. Allora è complicato dire ma metti a posto il vecchio, ho capito, ma mi costa di più, preferisco fare il nuovo. Allora se tu metti a posto il vecchio, la Regione interviene. 30 milioni in 3-4 anni è una cifra importante. Primo tema. Per contrastare quindi il consumo di suolo. E quindi diciamo che, se vogliamo tradurlo in uno spot, diventa consumo di suolo zero. Esatto, c'è anche una norma che poi si è occupata di consumo di suolo zero, ne abbiamo fatta una specifica, ma è proprio quello, ma non è soltanto un principio, è un principio che si coniuga a un patrimonio che si sta degradando, quindi l'intervento più grosso è stato fatto su questo aspetto. Lei prima parlava di un'edilizia che è un po' il fulcro di tutto, l'edilizia che frena e quindi diciamo anche la società che cambia, ci sono anche quindi degli aspetti sociali, vediamo che ad esempio soprattutto in questi ultimi tempi c'è anche una famiglia che diciamo si fa carico dei figli, quindi prestano dei soldi. La Regione come si è comportata di fronte a questo cambiamento sociale anche delle famiglie e di chi alla fine deve comprare casa? L'edilizia è ruotata tanto nella nostra regione attorno anche al tema della prima casa, abbiamo investito decine e decine, anzi negli anni centinaia di milioni di euro sul tema della prima casa. Un tempo era anche abbastanza facile ottenere il mutuo, per cui l'aiuto per abbattere un po' il mutuo era l'elemento più importante. Adesso così non è più. Le famiglie che spesso davano la garanzia e sostenevano con proprie risorse l'acquisto della prima casa non riescono più a farlo perché i figli non hanno un lavoro stabile. Le stesse famiglie hanno già consumato parte del loro patrimonio nell'aiutare i figli, per cui il problema principale che hanno i giovani in particolare è ottenere una garanzia per il mutuo. Non tanto fare il mutuo e pagare la rata, ma avere la banca che te lo dà. Voi questo lo avete capito e avete recepito la difficoltà di ottenere un mutuo per i giovani? Diventa più significativo sostenere l'ottenimento del mutuo paradossalmente che dare un contributo per abbattere l'acquisto. Quindi l'intervento più significativo che in questo momento anche a livello nazionale viene fatto è la garanzia sui mutui. Cioè la Regione accompagna chi fa l'intervento sulla prima casa concedendo una garanzia a colui che sottoscrive il mutuo. Questo è un nuovo modello perché i cittadini del Friuli Venezia Giulia, e non solo, però parliamo della nostra regione, erano abituati al cosiddetto vecchio mutuo prima casa. Sì. Ecco, allora,
due domande collegate. Uno, chi ha fatto domanda qualche anno fa è a posto, è a posto, nel senso che fino a quando è entrato il nuovo regolamento, che credo sia il 19 dicembre del 2016, tutte le domande presentate fino a quella data lì, che valgono complessivamente nei 20 anni 55 milioni di euro circa, tutte quelle sono finanziate e otterranno il loro contributo. Quindi chi ha fatto domanda può stare tranquillo. È a posto. Chi ha iniziato a farla da lì in avanti ha la possibilità, oltre alla garanzia che ripeto è uno strumento forse più solido, che negli anni scopriremo sarà quello più solido, può ancora fare domanda di contributo per la prima casa e avrà un intervento in conto capitale, cioè un importo fisso secco che arriva subito per il recupero e la ristrutturazione della prima casa. Questo si lega al tema di prima. Abbiamo tanto patrimonio fermo, molto spesso diciamo così da riqualificare. Bene, la Regione dà un contributo a chi fa la prima casa per il recupero del patrimonio esistente. Quindi, per riassumere, non si finanziano più delle case che vengono costruite ex novo, ma si finanzia un'attività di restauro di una casa che ha... Di recupero di case esistenti, esatto. Di case esistenti, e così appunto si evita di edificare nuovamente. E in più c'è un tema di tipo più strettamente tecnico. La Regione non può più fare degli impegni poliennali, cioè i soldi li dà tutti e subito, quello che riesce a dare tutti e subito. Nel caso di specie di cui stiamo discutendo ci sono circa 15.000 euro di intervento che la Regione può dare, che può essere incrementato nel momento in cui ci sono delle persone disabili in casa. Parlavamo prima di un periodo di crisi, e se c'è chi ha difficoltà ad ottenere un mutuo, immaginiamo che ci sia, e lo sappiamo, lo vediamo tutti i giorni, che ci sono delle fasce di cittadini che hanno un reddito tale da non poter acquistare una casa, quindi necessariamente vanno in affitto, e delle volte magari c'è anche un affitto troppo alto e quindi vanno aiutate. Allora, innanzitutto, la vecchia edilizia sovvenzionata, come viene assistito? Diciamo. Le case ATER. Il meccanismo resta, le ATER ci saranno ancora, la possibilità di partecipare ai bandi ci sono alcuni elementi correttivi, diciamo, anche per evitare, diciamo, distorsioni o utilizzi impropri dello stesso. Innanzitutto il meccanismo del ISEE, che ormai i cittadini hanno imparato a conoscere. Cioè verranno pesati in maniera differente. Chi ha situazioni personali differenti, chi ha una situazione familiare più pesante avrà una maggior agevolazione, chi avrà un patrimonio meno importante avrà una maggiore agevolazione. Quindi introdotto in tutta la regione l'ISEE. Secondo elemento, c'erano delle diversità fra le diverse aree territoriali della nostra regione. C'erano alcuni territori che pagavano dei minimi molto bassi, mentre altri, tipo l'Udinese, che li pagavano piuttosto alti. Adesso viene equiparato, tutto il territorio della regione pagherà come minimo una cifra che è molto più simile a quella dell'Udinese e non a quella degli altri territori. L'ultima cosa riguarda invece gli affitti onerosi, perché non tutti vanno in casa Esatto, ATER. Infatti era quello che le volevo chiedere. Esatto. Le graduatorie ATER non esauriscono tutte le richieste. Non esauriscono, anche perché non sono infinite. Chiaramente. Ci sono delle fasce di cittadini che magari sono un pochino al di sopra di chi rientra nelle graduatorie ATER, oppure sono nelle stesse condizioni però non sono rientrati. Come si risponde? Allora, c'è il meccanismo del fondo affitti onerosi. Cittadino che ha un rapporto tra l'affitto che paga e il proprio reddito basso, cioè nel senso che il costo dell'affitto gli incide molto sul reddito, può chiedere ai comuni un contributo per l'abbattimento dell'affitto. Tanto per dire, questa cosa vale oltre 8 milioni di euro nella nostra regione, sono gestiti dai comuni da diversi anni, la nostra regione integra delle risorse che arrivano dallo Stato e sono state coperte circa 9.000 richieste l'anno scorso nella regione Friuli Venezia Giulia. Finora abbiamo parlato di costi legati al mutuo, agli affitti, però ci sono anche degli altri costi legati alla casa, che sono il mero mantenimento, che non è così banale. Qui parliamo quindi di riscaldamento, di raffreddamento, ci sono vari sistemi, pompe di calore, insomma varie cose. Sì. Anche qui la Regione interviene in che modo? Sì, allora
abbiamo dei paradossi in questa fase storica, in cui soprattutto per chi è in affitto in case un po' vecchie, qualche volta paga più di bollette di costo energetico, luce e gas, che non di affitto. Negli anni 70, 60, 70, quando buona parte del nostro patrimonio è stato costruito, non c'era questa attenzione al contenimento del consumo energetico. Quindi è un costo importante, oltre che avere un impatto sociale, un impatto ecologico. La nostra Regione continua a sostenere, l'anno scorso abbiamo messo 10 milioni di euro per contributi che prevedono interventi di riqualificazione delle nostre abitazioni, delle abitazioni, per quanto riguarda i cappotti, il cambio delle pompe Vediamo anche dei pannelli calore, fotovoltaici nelle immagini. favorire anche l'autoproduzione di energia. Il futuro sarà questo e mi permette questo di dire che, se ci ricordiamo l'incipit di questo nostro dibattito, l'edilizia è tema centrale. L'edilizia non è più come un tempo solo fare la casa, ma tutto ciò che ruota attorno. E ciò che ruota attorno è anche la riqualificazione del patrimonio che abbiamo, sia nella ristrutturazione dello stesso, sia nell'efficientamento energetico. Ecco, queste sono le linee che abbiamo utilizzato in questi anni per far riprendere l'economia, tassello centrale della nostra regione. Perché se le imprese appunto non possono più costruire perché siamo saturi a livello di edifici, la scappatoia quindi, chiamiamola così... Che non è solo scappatoia, è anche un interesse generale, avere un patrimonio edilizio ben tenuto, che funziona, efficiente, eccetera, eccetera. Quello è il settore su cui potremmo andare. Avete unito quindi l'aspetto anche etico, se vogliamo, di disincentivare il consumo di altro suolo, di recuperare il patrimonio edilizio nei centri storici, prima faceva questo esempio. Quindi... Ma io credo che questa maturità che dice lei ormai credo sia dappertutto, non soltanto, se volete, nella classe dirigente, ma sta anche nelle imprese. Abbiamo le imprese che si stanno, come dire, riqualificando e reindirizzando verso questo ed è necessario. Non avremmo potuto continuare a costruire all'infinito come accadeva. Abbiamo il diritto-dovere di tenere un patrimonio tenuto bene, anche perché vale di più. Un patrimonio riqualificato, nel momento in cui andrò a venderlo fra 10-15 anni, ha un valore molto più alto di un patrimonio magari costruito anche recentemente, ma non con caratteristiche diciamo così, energetiche di qualità. Bene, ringrazio il consigliere Boem per averci illustrato appunto tutti gli interventi, una parte degli interventi in realtà che riguardano l'edilizia. Ringrazio i telespettatori dell'ascolto, ci ridiamo appuntamento la prossima settimana, stesso canale, stessa ora. Buonasera. Buonasera.